la parola adesso a Sebastiano Secci, presidente del Circolo Mieli di Roma. Buongiorno a tutti e a tutti. Intanto vorrei scusarmi per il ritardo e anche per la voce, non sono al meglio delle mie forze. E soprattutto lo voglio fare in apertura, vorrei ringraziare l'ANPI per l'invito e l'ANPI Friuli Venezia Giulia per l'incredibile disponibilità organizzativa che avete dimostrato, anche perché vi ho messo alla prova in questi giorni. Allora, Diana nella sua bellissima relazione diceva: mi scuso se sono pesante. Io ve lo dico subito, sarò politicamente scorretto e pesante, così ci entriamo nel clima. Intanto mi presento, sono Sebastiano Secci, sono un avvocato omosessuale e da qualche anno ho messo al servizio le mie competenze professionali, la mia passione, il mio impegno per la causa della mia comunità, la comunità LGBT, la comunità di lesbiche, bisessuali, gay, trans, nella lotta contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Così approdo al Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che con i suoi 35 anni di vita è una delle associazioni più longeve del panorama LGBT italiano. Vi voglio dire anche di che cosa ci occupiamo noi, oltre che di azione politica, perché così riuscite anche a capire da che contesto viene la mia riflessione. Noi, oltre appunto a preoccuparci di rivendicazione di diritti, offriamo una serie di servizi alla comunità e alla città di Roma. Abbiamo un consultorio psicologico, un consultorio legale, abbiamo una linea amica, una Rainbow Line, ci occupiamo di lotta contro le infezioni sessualmente trasmesse e in particolar modo contro l'HIV/AIDS. Facciamo l'assistenza domiciliare ai malati di AIDS, perché ci sono ancora malati di AIDS nel 2018. E ci occupiamo di migranti LGBT, che sono quelle persone che scappano dai loro paesi perché rischiano la vita per il proprio orientamento sessuale o identità di genere. Un'altra delle cose che facciamo, una delle cose che ci riesce meglio, è il Pride. Il Roma Pride, nell'ultima edizione, ha portato in piazza oltre 500.000 di persone, rendendola di fatto una delle manifestazioni italiane più riuscite, quantomeno in termini di partecipazione. E siamo riusciti a farlo perché ci siamo impegnati nel dialogo con i movimenti femministi, con i movimenti delle lavoratrici e dei lavoratori, con i movimenti dei migranti, con i movimenti di tutti quelli che credono che questo paese debba, ma soprattutto possa essere cambiato. E a proposito di Pride, voglio condividere con voi un pensiero che ogni volta che l'ANPI invita noi del Mieli, che lo faccia in una sede istituzionale come questa, che lo faccia nella sua sede a Prati o nei circoli della città di Roma, noi del Mieli ci sentiamo terribilmente a casa. E questo perché noi abbiamo una storia di collaborazione che esiste da anni con l'ANPI. E sapete che nell'ultimo Pride noi siamo scesi con una brigata arcobaleno al grido della liberazione continua. E questo nasceva per una sinergia creata con l'ANPI, con le staffette partigiane, con i reduci. Soprattutto partiva dalla riflessione della comunità LGBT e noi ci siamo chiesti se esistano dei preoccupanti elementi di contiguità fra la situazione attuale e una delle epoche più buie del nostro paese. Tanto ci siamo chiesti, io non vi voglio fare la lezione di storia, anche perché chiunque di voi sicuramente ne sa più di me, ma voglio chiedere insieme a voi se veramente la comunità LGBT si è liberata del tutto di quel triangolo rosa e soprattutto se ci sia qualcuno che sta cercando nel buio di ricucircelo poco a poco addosso. Quel triangolo rosa è il simbolo di una tragedia del secolo scorso che ha portato il delirio dell'uomo a sterminare sistematicamente milioni di persone, prevalenza ebrei, ma rom, testimoni di Geova, oppositori politici, atei, tante persone omosessuali. Questa tragedia ha riempito pagine e pagine di storia
nell'ultimo tempo un pochino meno. Ma nella tragedia ci sono state alcune tragedie dimenticate per decenni. Una di queste è il cosiddetto Omocausto, quello che è stato successivamente chiamato Omocausto, perché ci sono state veramente migliaia di omosessuali tedeschi inizialmente, poi omosessuali di tutti i paesi invasi dalla Germania nazista, che furono travolti dal folle delirio delle leggi razziali, o come dice un mio amico dell'ANED, dalle leggi razziste. E si trovarono quindi prima braccati, ricercati e in seguito aggrediti, perseguitati fino ad arrivare alla morte. Era l'applicazione di quel famigerato paragrafo 175, che era una norma che esisteva già dal 1871, ma l'applicazione non era poi così attenta. Ma nel 1935 quel paragrafo 175 è stato modificato. Intanto sono state inasprite le pene, ma soprattutto è diventato reato nella Germania del 1935 l'abbraccio tra due uomini, il bacio, è diventato reato le fantasie omosessuali. Improvvisamente il destino di tanti omosessuali tedeschi ha seguito quello di tante minoranze. Già nel 1933 noi abbiamo dati dei primi internati omosessuali, ma è soltanto nel 1936 che iniziano ad attaccarci quel triangolo rosa, scegliendo un colore che andava a svilire la virilità del maschio omosessuale. Quindi finiamo nei campi di concentramento, spesso nei gradini anche più bassi della gerarchia, se di gerarchia si può chiamare. Spesso venivamo vessati non soltanto dai nostri carnefici, dai nazisti, ma paradossalmente anche dagli altri detenuti che erano vittime di un pregiudizio culturale di quei tempi. Quelli italiani invece furono perseguitati in maniera diversa, ma occhio, non per questo meno efficace. Intanto ci fu una valutazione politica scientifica, perché quando ci fu la proposta di inserire l'articolo 528 del codice penale del codice Rocco, il ministro Rocco, con un moto d'orgoglio tipico del maschio italico, disse che l'omosessualità non era un problema del maschio italico, non ce n'era così tanta, e comunque quei pochi casi che c'erano, le forze dell'ordine avevano tutti gli strumenti per intervenire. Quali erano questi strumenti li conoscete meglio di me? C'era la diffida, questa sorta di avvertimento pubblico: o tu abbandonavi la condotta licenziosa omosessuale oppure potevi incorrere in provvedimenti più gravi, l'ammonizione, fino ad arrivare al confino. Venivi preso, estrapolato dal tuo contesto familiare, lavorativo, dal tuo contesto personale, e venivi mandato in località isolate, Ustica, le isole Tremiti, Carbonia in Sardegna. E a Carbonia si mandava pure perché si era convinti che il lavoro fisico potesse in qualche modo raddrizzare l'inclinazione di questi invertiti, no? E così tante persone spesso finivano col soffrire di un vero e proprio disagio psichico, e spesso il ricovero al manicomio diventava una sorta di pena sussidiaria proprio per chi subiva la pena del confino. Ma come si arrivava? Bastava una semplice diceria. Il questore segnalava alla commissione provinciale, veniva aperto un procedimento, ma occhio, le persone sotto questo procedimento venivano a sapere di essere sottoposte a procedimento soltanto nel momento in cui veniva preso il provvedimento. Ora, so che non ho detto niente di nuovo, no? Anzi, mi scuso, sicuramente c'è stata qualche imprecisione storica, ma l'ho voluto fare perché ogni volta che mi si chiede di fare delle riflessioni sul triangolo rosa, su quel periodo così buio per la nostra comunità LGBT, ma non solo, riecheggiano nelle mie orecchie una conversazione che io ho avuto con una mia grandissima amica, ma sono sicuro sia un'amica di tanti e tante di voi,
che Tina Costa, una staffetta partigiana, una giovincella che proprio domenica scorsa ha compiuto 93 anni. Quando io ho coinvolto l'ANPI, Tina, nell'ultimo Pride, Tina e noi parlavamo, perché la comunità LGBT è stata in prima linea alla manifestazione del 25 aprile, noi del Mario Mieli siamo anche nel coordinamento per il 25 aprile, e parlavamo della partecipazione dell'ANPI a Roma Pride. E Tina mi ha detto due cose che porterò sempre dentro di me. Una era: Sebastiano, io avevo 16 anni quando facevo la staffetta, io non lo sapevo, ma stavo lottando anche per i vostri diritti. Ecco perché io ho il dovere di essere in piazza con voi a Roma Pride, e vi garantisco che dal palco del Roma Pride, con una folla di gente che arrivava da Piazza Venezia, altro luogo simbolico, fino al Colosseo, sentire Tina Costa che cantava Bella Ciao con i giovani è stato un ricordo veramente che ci porteremo dentro per sempre. Ma soprattutto mi ha detto un'altra cosa molto inquietante, perché io a un certo punto parlavo del parlavamo, facevamo grandi discorsi, e gli ho detto: Tina, tu eri giovane, ma spiegami com'è possibile che questo paese si sia trovato immerso in 20 anni di dittatura? E lei mi ha bruciato, come fa Tina, per chi la conosce. Mi ha detto: Sebastiano, perché la democrazia non te la tolgono mai tutta ad un pezzo. La democrazia te la tolgono pezzettino per pezzettino e ti distraggono con le fesserie, ti distraggono con i migranti, ti distraggono con gli omosessuali. Ed è il nostro dovere riconoscere quei segnali e presidiare ogni volta che tentano di spegnere la luce dei diritti. E quindi io, forte, ispirato dalle parole di Tina Costa, oggi voglio dire una cosa forte, una cosa che io sto dicendo già da un po' ogni volta, praticamente, che mi danno un microfono in mano. La comunità LGBT è sotto assedio, è letteralmente sotto assedio. Non parlo di 80 anni fa, parlo del 2018. Io oggi sono arrivato in ritardo perché ieri c'è stato un momento di solidarietà alla mia associazione, perché sabato scorso i fascisti sono venuti ad aggredirci a casa nostra, nella nostra associazione. Io sono stato chiamato a mezzanotte più o meno, perché sapete, no? Che loro agiscono nel buio. E hanno appeso 2 striscioni nella sede della nostra associazione. Uno di questi diceva LGBT uguale abominio perverso, l'altro la famiglia è tradizione. Poi hanno preso un sacco dell'immondizia pieno di letame e l'hanno lasciato davanti al cancello. Questo non ve lo devo spiegare, no? Cosa voleva dire? Poi sono tornati a casa e al sicuro dietro il computer hanno rivendicato con orgoglio quel gesto, firmandosi i camerati di rivolta nazionale. Purtroppo questo non è un episodio isolato. Sappiate che i giovani della mia associazione a luglio, quindi non parlo a luglio, sono stati invitati a lasciare i sedili della metropolitana da alcuni coetanei che avevano paura di prendersi l'AIDS. E purtroppo, ripeto, questi non sono episodi isolati. L'ultima stagione dei Pride, una stagione grandiosa nei numeri di tutta Italia, ha visto attivisti LGBT destinatari di minacce fasciste in tutto il territorio nazionale. Milano, Bologna, Napoli. Io stesso, dopo la collaborazione con l'ANPI e con i partigiani, ho ricevuto le simpatiche attenzioni di Forza Nuova, a cui sono seguite minacce anonime e messaggi. Però purtroppo si è passati dalle minacce all'aggressione fisica. Nell'ultimo mese, nello scorso agosto, una coppia omosessuale passeggiava al centro di Verona. È stata aggredita, intanto verbalmente, al grido di froci di merda, femminucce. Io ve l'avevo detto che non sarei stato politicamente corretto, quindi perdonatemi il linguaggio, ma ve lo devo raccontare. Poi dall'aggressione verbale si è passati all'aggressione fisica, e con l'orgoglio che contraddistingue tante e tanti di noi sono andati a fare denuncia. Però questo non era finito, perché qualche settimana dopo
Uno dei due è stato svegliato da dei rumori alla porta, si è alzato, ha aperto la porta d'ingresso ed è stato letteralmente travolto da del liquido infiammabile, è caduto a terra, si è fatto male e probabilmente quel liquido infiammabile avrebbe ultimato il suo destino se il compagno non fosse stato svegliato dalle urla. Si è svegliato, gli ha dato soccorso, ma non era finita, perché sono andati in ospedale e quando sono tornati hanno trovato la casa tappezzata di scritte, Frociarrogo, culattoni, e hanno trovato diverse taniche di benzina, come a dire: finiremo il lavoro che abbiamo iniziato. Qualche settimana dopo abbiamo avuto le scritte a Milano, nella scuola popolare di Via Bramantino, sempre Frociarrogo, culattoni, eccetera. Ora io vi dico, cosa sta accadendo nel nostro paese? Perché credetemi, nell'ultimo anno questi episodi stanno crescendo in maniera esponenziale. Noi siamo sotto costante campagna elettorale, una campagna elettorale che, a detta delle amiche e degli amici di Amnesty International, è stata caratterizzata da un linguaggio xenofobo, discriminatorio, misogino, omofobo. Una delle campagne elettorali più terribili della storia della Repubblica di questo Paese. Da più parti della società civile sono arrivati richiami ad abbassare il tono della discussione, eppure nonostante questo i richiami sono rimasti inascoltati. Ma quando il linguaggio d'odio corre e dai social entra nelle case dei cittadini e delle cittadine, nei discorsi di quegli stessi politici, prima Diana ricordava delle parole di alta politica, allora è difficile non capire che quelle parole legittimano le aggressioni verbali e le aggressioni fisiche. Perché quando i nostri ministri parlano di ruspe, quando i nostri ministri parlano provvedimenti come il DL sicurezza, che ricordiamoci oggi in Italia un giovane gay della Tanzania che rischia le ispezioni anali, rischia il carcere e la vita in quanto omosessuale, gli dice: sai che c'è? I motivi umanitari non esistono più, tu devi restare a casa tua, l'asilo non c'è, noi ci giriamo dall'altra parte. Perché quando un paese, un Parlamento nomina alla presidenza della Commissione dei diritti umani una parlamentare che dice ruspi ai migranti, che dice la famiglia è quella tradizionale, ma veramente siamo sorpresi se poi quella scritta vengono e ce la scrivono i fascisti nelle sedi delle nostre associazioni? Quando quel governo dice alla donna con disegni di legge di alto profilo come il DDL Pillon: tu donna hai alzato troppo la cresta, devi stare nel focolare domestico, noi ti abbiamo fatto anche il Ministero della Famiglia, tu donna se ti vuoi separare dal tuo uomo ci devi pensare bene, noi qualche ostacolino te lo mettiamo. Tutte quelle volte il Parlamento e il governo stanno spegnendo le luci dei diritti. E ogni volta che si spengono le luci dei diritti, il buio poi, come diceva giustamente Diana, non fa differenza, il buio ci riguarda tutti, perché è nel buio che operano i vigliacchi, i codardi, è nel buio che escono fuori i fascisti dalle fogne. Ora, ancora una volta vengono in soccorso le parole di Tina Costa e io mi chiedo: ma stiamo veramente riconoscendo tutti i segnali? Stiamo dando la giusta rilevanza? Li stiamo denunciando con forza? Io ve ne voglio dire uno fra tutti. Qualche anno fa, 2010, 11, 12, è partita una barzelletta, quasi come una barzelletta, questa ideologia del gender, teoria del gender. A un certo punto si è diffusa questa leggenda che la lobby, state attenti alle parole che uso, che la lobby gay volesse impadronirsi della società omosessualizzandola tutta, partendo dalla parte più debole e vulnerabile, i bambini. Vedete, giustamente io vi strappo qualche risata, l'abbiamo sottovalutata anche noi comunità LGBT all'inizio, eppure improvvisamente abbiamo iniziato a vederci sbattute in faccia alle porte delle scuole, ad opera di dirigenti e genitori spaventati. E
questa ideologia del gender, come una palla di fieno che rotolava, piano piano, ha preso più corpo, fino a entrare nelle nostre amministrazioni e nelle nostre sedi istituzionali. E mi dispiace dirlo, che proprio qui a Trieste, triste palcoscenico di quel 18 settembre del 1938, l'ideologia del genere sia entrata in consiglio comunale. E io lo voglio dire, perché il vice sindaco leghista ha di fatto abbracciato la mozione e la raccomandazione di un consigliere di Forza Nuova, e io ve la voglio leggere, che dice: invita il comune a organizzare una campagna di sensibilizzazione per informare i ragazzi e i genitori degli alunni dei pericoli dell'ideologia del genere per le colonizzazioni ideologiche che distruggono. E a me fa specie che questo accada proprio a Trieste, che ha visto come dalle narrazioni si possa arrivare a stritolare la vita delle persone. Perché vi faccio questo esempio? Io vi voglio dare un esempio, vi voglio ricordare una cosa. I protocolli dei Savi di Sion, tutti sappiamo come sono nati. Un falso documentale che diceva, anche qui state attenti alle parole, che la lobby giudaico-massonica volesse impadronirsi nel mondo. Ancora una volta una lobby, ancora una volta volersi impadronire del mondo. Poi, nonostante la storia ci insegna che fu immediatamente chiaro che quello era un falso documentale, non importa, quello andò ad alimentare l'odio nella società. Noi dobbiamo impedire che l'ideologia del gender segua lo stesso destino. E a chi dice non fate allarmismi, del resto non potrà mai accadere, voi omosessuali siete ovunque, fate gli avvocati, sedete in Parlamento. Io voglio dirvi un nome per tutti: Ernst Röhm, capo delle SA naziste, che non faticava, non è che ci impiegasse tantissimo per nascondere il proprio orientamento omosessuale. E sappiamo poi come è finita la storia. E a chi dice ma questo non potrà accadere nell'Italia del 2018 perché voi avete il Pride, le unioni civili, avete le associazioni. Io vi voglio dire che quel paragrafo 175 esisteva appunto in forma soft già dal 1871. C'era tutto un movimento di associazioni a Berlino che aveva lo scopo di abrogare quel paragrafo 175. Nel 1933 arrivò ad avere 48.000 soci, che credetemi sono numeri enormi per l'attivismo, con una violenta attività, circoli ricreativi, LGBT li chiameremo oggi, ma destinati agli omosessuali. Beh, quello non impedì alla storia di fare il suo corso. E io voglio dire, questo che sta accadendo, naturalmente io parlo come attivista della comunità LGBT, ma ci riguarda tutti, perché gli immigrati per strada sono bersaglio di tiro al piattello, ma in senso letterale, quando non sono destinatari di comunicazioni becere da parte di ministri a cui seguono provvedimenti come il DL, il decreto sicurezza. Ma io voglio ricordare anche il caso della bambina rom dello scorso luglio, ferita alla schiena per un colpo di fucile ad aria compressa, che ha rischiato di perdere la mobilità. Ma cosa sta accadendo in questo paese? Cioè, voglio anche ricordarvi la denuncia dell'attrice Ottavia Piccolo, che ha denunciato di essere stata fermata perché aveva al collo il fazzoletto dell'Ambi. Ma ci vogliamo chiedere tutte e tutti insieme com'è possibile che un simbolo d'orgoglio, di resistenza, dei valori della Costituzione come il fazzoletto dell'Ambi sia diventato motivo di imbarazzo e di controllo da parte delle forze dell'ordine? Ora io concludo dicendo che, e qui mi voglio unire all'appello di Diana, appunto da attivista mi voglio unire, perché è necessario che la società civile, quella concretamente, realmente democratica, si unisca tutta. Noi abbiamo il dovere di far sentire le nostre voci tutti insieme. Noi abbiamo il dovere, i nostri movimenti si devono unire, abbiamo il dovere di rispondere alle chiamate. Perché questo è un paese che nel 2018 non si può permettere il lusso di ricordare soltanto il 18 settembre del 1938. Noi non ce lo possiamo permettere, è importante, ma purtroppo dobbiamo reagire e agire. Noi abbiamo il dovere di far sentire le nostre voci, la nostra presenza, perché noi abbiamo il dovere nel 2018 di porre un argine alla deriva fascista.
Noi abbiamo il dovere di continuare a lottare contro ogni fascismo e io voglio chiudere davvero con l'invito dell'ultimo Roma Pride e voglio dire a ognuno di voi che la nostra liberazione continua. Grazie.